Francesco Beniamino Cino, 66 anni, si è suicidato ieri nel carcere di Catanzaro. L'uomo, che nel giugno scorso ha ucciso i consuoceri e ferito la nuora a San Vincenzo la Costa nel Cosentino, si sarebbe tolto la vita impiccandosi nella sua cella. I difensori dell'uomo hanno preannunciato l'intenzione di presentare un esposto alla Procura della Repubblica. Una trentina di immigrati clandestini sono sbarcati all'alba di oggi sulla costa di Isola Caporizzuto, nella frazione Le Castella, nel Crotonese. Sul posto, appena ricevuto una segnalazione, sono intervenuti i carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno rintracciato gli immigrati nelle stradine del centro turistico, mentre l'imbarcazione che li aveva condotti a riva aveva già fatto perdere le tracce. Sit-in delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato questa mattina a Crotone, davanti all'ingresso della questura. La protesta riguarda gli ultimi episodi di attacchi di guerriglia terroristica che hanno subito gli operatori della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell'Esercito da parte di cittadini extracomunitari ospitati presso il centro di accoglienza di Sant'Anna dello scorso 1 agosto. Si apre sulle note di Gelido la tappa cosentina del tour Qual è il mio nome di Alex Britti. Sono le 22 quando il cantautore romano esce sul palco. Tanta l'energia infusa alla piazza ieri sera attraverso le note di vecchi successi e le canzoni del suo ultimo album. Piove, festa, la vita sognata. I fans cantano e ballano sulle note di Immaturi, Mi piaci e 7000 caffè.